Gli antifurti filari sono superati. Ciao, sono Davide Marcomini e nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza. Sono anche l'ideatore, fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Nel video di oggi vorrei sfatare questo mito che sembra aver preso piede almeno in parte nei social, in quello che leggo nei gruppi eccetera, ovvero che i sensori cablati sono superati, gli antifurti filari sono superati. Vediamo un po' che cosa dice un utente di un gruppo del quale faccio parte, ovvero gli antifurti filari, almeno per i sensori, sono un po' stati superati. Certamente i prodotti wireless forniscono installazioni più veloci e più semplici, ma non meno sicure, dice questo utente in risposta ad un post che è stato scritto appunto in un gruppo. Vediamo un po' perché questo è un mito da sfatare, perché non è assolutamente vero. L'ho detto centinaia di volte, ma non mi stancherò mai di ripeterlo. Il wireless va bene come completamento di un impianto, va benissimo dove non si possono stendere i cavi, ma non ditemi che è sicuro quanto il cablato, perché non è vero. La norma regina sugli impianti di allarme, infatti la CEI 793, dice che il wireless può raggiungere al massimo il grado 2, un prodotto wireless può raggiungere al massimo il grado 2 e quindi si possono realizzare impianti di sicurezza di livello massimo 2. Attenzione, livello massimo 2 in una scala che va da 1 a 4, dove 1 è la sicurezza più bassa e 4 è il massimo livello di sicurezza raggiungibile. Quindi con il wireless possiamo raggiungere al massimo il livello 2 proprio perché comunica via radio e, come direbbe il mio amico Crosetto, nel wireless non ci sono fili, ma i fili sono dappertutto, quindi è pur sempre qualche cosa di disturbabile. Con un sistema cablato invece le apparecchiature possono raggiungere il grado 3 e posso realizzare impianti di livello 4. Quindi non venitemi a dire che i sistemi wireless sono sicuri quanto un cablato. Ne riparleremo quando le apparecchiature wireless potranno raggiungere il grado 3 e potrò fare impianti di livello 4. Quindi nei luoghi a maggior rischio di intrusione, come le gioiellerie, le banche, le oreficerie, le pelliccerie, quando potrò fare un impianto in un cavò con un sistema wireless, ne potremo riparlare. Spero anche oggi di averti dato un buono spunto di riflessione. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Io ti aspetto nei prossimi video. Ciao!